La kuddura kullova è un tipico dolce siciliano. La forma della kuddura non è solo circolare, se ne preparano di vari tipi, come a forma di campanaru, campanile, panarieddu, a cestino, per augurare abbondanza, oppure di yarduzzu, galletto colomba per i maschi, di pupa, bambola per le ragazze o a forma di cuore per i propri amati. Ecco come preparare la kuddura kullova. Ingredienti: farina 00 500 g, burro 200 g, alternativa strutto, zucchero 200 g, una bustina vanillina, uova 4 medie, scorza di limone e arancia da grattugiare, lievito in polvere per dolci una bustina, un tuorlo per spennellare, non buttate l'albume, servirà per la glassa, codette colorate quanto basta, uova sode per decorare. Per la glassa di zucchero a freddo, succo limone 1-2 cucchiai, un albume 10-12 cucchiai di zucchero a velo. In una ciotola mettere zucchero, vanillina, buccia arancia e limone grattugiata, mischiate il tutto. Mettete la farina con il lievito setacciato in una ciotola o su piano lavoro. Va bene anche la planetaria. Lavorate con il burro e le uova. Iniziate ad impastare con le mani. Le uova aggiungetele poco per volta. L'impasto non deve risultare molliccio. Se ciò accade, aggiungete farina. Viceversa, se è troppo asciutto, aggiungete l'uovo. Lavorate molto bene l'impasto in modo da amalgamare bene gli ingredienti. Poi trasferite su un piano da lavoro e impastare ancora fino ad ottenere un composto omogeneo. La consistenza dell'impasto non sarà duro, ma abbastanza morbida. Lasciare riposare l'impasto un'ora in frigo. Prelevate un po' di impasto tenendo coperto ciò che resta per non farlo seccare. Potete creare e modellare varie forme manualmente o con stampi per biscotti. Biscotti possono variare notevolmente nel sapore e nella consistenza a seconda degli ingredienti e delle tecniche di preparazione. Sono realizzati con una semplice pasta frolla decorata. Questi biscotti hanno quasi sempre forme tradizionali di Pasqua, come le campane, la corona, il cestino intrecciato, l'agnellino, la colomba. Elementi imprescindibili della cottura cullova sono per l'appunto le uova. Devono essere sode, ancora col guscio, e posizionate sempre in numero dispari sulla superficie del biscotto. Le uova possono essere colorate immergendole in infusi vegetali oppure lasciate al naturale, ma ormai se ne trovano di belle nei nostri supermercati.
Questo impasto io lo utilizzo anche senza uova sode per fare degli ottimi biscotti da inzuppo per una colazione ricca. Potete creare delle trecce bloccando insieme le 3 o più estremità e formare così la treccia. Chiudete delicatamente la fine della treccia. Potete aiutarvi, inumidendo un po' la parte interessata, con dell'acqua per far aderire, incollando, le varie decorazioni o uova stesse. Una volta finito, spennellate con un uovo sbattuto e decorate con codette colorate. Infornate a 180 gradi per circa 20-25 minuti, finché le cotture saranno dorate. Per quelle con la glassa non spennellatele con l'uovo, ma infornatele e quando cotte fatele raffreddare. Preparate la glassa con lo zucchero a velo, il succo di limone e un albume. Lavoratelo con un cucchiaio o montatelo col frullino, come vi viene più comodo. Poi, con un cucchiaio, versatelo sui biscotti dove non avete spennellato con uova e finite con le codette colorate. Lasciate solidificare la glassa e sono pronte per essere servite e gustate.